Amici di Cena Aspettata, benvenuti e bentornati sul canale, come state? Spero tutto bene. Siamo sul traghetto che stiamo andando verso Vulcano. Siamo insieme a Antonino, dietro ci dovrebbe essere Martuzza. Pronti a questa nuova avventura, noi ci vediamo più tardi. Appena sbarcati su Vulcano, pronti per andare a prendere i mezzi di locomozione. Antonino videomaker, anzi fotografo, non videomaker. Pronti per andare a prendere i mezzi di locomozione, abbiamo affittato due bei cavalli bianchi per andare in giro per Vulcano. Saliremo su Vulcano a cavallo. Però poteva essere un'idea. Soprattutto ad accoglierci c'è una bella puzza di si può dire in siciliano? Certo, si può dire. Sulfaro. Sulfaro. Andate a cercare il significato sulfaro perché non ve lo spiego. Ovviamente non potevamo che cominciare con un bel aperitivo. Sta cadendo tutte cose a terra. Primo aperitivo a Vulcano andato. Nanna presto stasera perché domani è pronto, guardate, è pronto. Io sono pronto. Quindi domani mattina alle 4 Antonio fa il pane per tutti. Com'era? Buono? Scelta sbagliata. Amici, si viene aspettata dopo quel bellissimo aperitivo e dopo una cenetta e arriva al mare molto buona. Adesso siamo nel nostro alloggio, come vedete abbiamo la macchinetta del caffè a portata di mano perché tra poche ore ci dobbiamo alzare per andare sul cratere Vulcano, quindi mi sa che è il momento di andare a letto. Noi ci vediamo tra pochissimo. E buongiorno amici, ci hanno aspettato, sono le ore 5:10 e noi siamo quasi pronti per salire sul Vulcano. Ore 5:25 circa. Non so quanto vedete perché siamo completamente al buio. Stiamo per salire sulla vetta del vulcano. Abbiamo appena cominciato il percorso che ci porterà fino in cima. Sono circa 800 metri di camminata per andare a vedere l'alba dal cratere. Ci vediamo tra poco. Bene amici, siamo giunti sul cratere, un po' di sedone, ma uno spettacolo bellissimo. Vedete che bellezza, sono le 6:30 quasi, una pace incredibile. Il sole sta sorgendo e tutte le isole qui davanti, bellissimo. Amici di Cena Aspettata, eccoci qui sul vulcano, sul cratere veramente, il vulcano è il Gran Cratere, uno spettacolo della natura dietro di me. Le isole Eolie al completo, una cosa bellissima. Ora ricominciamo a scendere tra un po', magari ci andiamo a coricare un altro pochettino, poi vi aspetta per il tramonto perché secondo me il tramonto ne vale molto la pena qua. Spettacolo dei spettacoli. Stiamo ricominciando la discesa per tornare giù. Che spettacolo raga, che spettacolo. Bellissimo, bellissimo, uno spettacolo bellissimo, ne vale veramente la pena salire all'alba. Se venite a Vulcano fatelo, salite all'alba e anche al tramonto. È faticoso, sì, vi prendete il vostro tempo, salite prima, ma si può fare tranquillamente ed è bellissimo raga, bellissimo. I fumi che escono a Vulcano, ovviamente quei fumi che vedete è solfuro di qualche cosa e fa molto male, è molto tossico, quindi evitate di stare nella direzione dove soffiano. Cominciamo a scendere, ci vuole un bel caffettino e magari ci riposiamo un poco in vista del tramonto. Impressioni all'alba.
Ce l'abbiamo fatta, dai. Ce l'abbiamo fatta a vedere l'alba. Però siamo curiosi di vedere il tramonto. Curiosi di vedere il tramonto. Antonino, montatore video. E siamo arrivati quasi al mezzo di locomozione. Poco fa eravamo là sopra. Martuzza ce l'ha fatta anche questa volta, incredibile ma vero. Un buon Antonino in posizioni comode. Scusate ragazzi. Ora andiamo a fare una bella colazione e poi dopo non ve lo diciamo. Non ve lo diciamo cosa facciamo. In motorino come 14enni. Ed eccoci dopo un bel pranzetto abbastanza leggero, come avete visto, molto leggero. Stiamo per prepararci per risalire sul cratere del vulcano. Ci facciamo questi altri 800 metri, 1 chilometro quasi di salita su sabbia vulcanica, ma secondo me al tramonto là sopra ci regalerà uno spettacolo incredibile, quindi guardate un po' qua. Si comincia la salita verso la cima di Vulcano, andremo a vedere il tramonto. Squadra al completo o quasi, Antonino ancora non è pronto. Ti aspetto un bel chilometro in salita e noi ci vediamo tra un pochettino. Eccoci sul tragitto, non so quanto si capisca e si percepisca la pendenza. Allora, è un percorso di quasi 1 chilometro, ma è adatto a tutti, ovviamente da non fare nelle ore più calde della giornata perché altrimenti si muore, però è abbastanza pesante perché il fondo è tutto sabbia e quindi si fa un po' più di fatica a salire, ma ce la faremo. Quasi arrivati, siamo a più di metà percorso, il panorama è incredibile, bellissimo. Quasi in cima, ultimo tratto e siamo giunti al cratere. Manca questa salita e lì c'è tutto il cratere. Meno male che c'è questo panorama incredibile e ti accompagna mentre sali, bellissimo, bellissimo. Ultimo tratto pianeggiante e poi saremo finalmente in cima al vulcano. Che spettacolo il cratere, c'è molto vento e cima fu. Siamo arrivati, non so quanto sentite per il vento, ma siamo in cima. Che spettacolo, sotto di noi il vulcano e poi tutte le isole. Che meraviglia. Stiamo per andare in quel punto lì per poter ammirare il tramonto nella migliore posizione possibile, anche se ci sono un po' di nuvole all'orizzonte, ma noi ce ne freghiamo perché tanto lo spettacolo qua è incredibile. Amici, si c'è un'aspettata, purtroppo la situazione del cielo è questa, con una macchia di sole all'orizzonte ma tutto nuvoloso, e quindi mi sa che non ci resta che scendere dal cratere. Anche senza tramonto è stata una cosa meravigliosa, ve lo consiglio a tutti, chiunque venga a Vulcano, salite sul cratere o all'alba o al tramonto, se siete fortunati. Guardate, vedete uno spettacolo incredibile, molto vento ma si sta benissimo, molto bello. Le guerriere. E si scende, amici, si c'è un'aspettata, si scende,
che spettacolo, ma fare trekking con questo spettacolo diciamo che ti fa passare tutta la fatica, perché scendendo guardi perennemente il panorama. Alto è un po' pericoloso guardare il panorama perché a terra diciamo che il fondo è molto sabbioso e con pietre, quindi bisogna stare un po' attenti, ma è inevitabile guardare il panorama. Quasi arrivati, manca poco e siamo di nuovo ai nostri mezzi di locomozione, dopodiché ci andiamo a fare una bella doccia e una bella cenetta in quel di Vulcano per la nostra ultima sera. Domani si torna a casuccia, ma meno male che siamo riusciti a godere di questo spettacolo infinito. Che bellezza. Amici di Cena Aspettata, come vedete siamo rientrati a casa dopo anche aver cenato. Dietro di me i vestiti stesi, ma non perché sono lavati, ma solo perché sono strasudati dopo le uscite di oggi. Domani andiamo a fare un bel giro dell'isoletta, ce la guardiamo tutta, quindi restate sempre connessi e noi ci vediamo domani, perché adesso è l'ora di andare a letto perché siamo abbastanza stanchi. E buongiorno, tutto pronto per lasciare l'alloggio. Oggi ultimo giorno qui a Vulcano, ci faremo un bel giro dell'isola, vediamo cosa scopriamo dell'isola di Vulcano che ancora non abbiamo visto, quindi ci vediamo tra poco. Prima tappa del tour di Vulcano in questo punto panoramico bellissimo, il nostro Vulcano sempre qui in primo piano e tutte le isole attorno, bellissimo. E in fondo lì c'è un'isola che sembra essersi sollevata dal mare, effetto ottico bellissimo. E di pranzare abbiamo pranzato, ora ci andiamo a fare l'ultimo giretto nell'isoletta e poi andiamo a prendere a Vulcanello. Poi andiamo a prendere il traghetto per tornare a casa. C'è sonno, c'è stanchezza, ma noi ci siamo, andiamo. Ultima tappa del nostro tour. Ah, eccolo qua, la Valle dei Mostri, dove ci sono queste rocce a forma di mostro che ovviamente danno il nome alla valle. Rocce sempre di formazione vulcanica, molto interessanti, molto carine. Questo sembra un Godzilla tipo. Un orsettino, ma un orsettino non è un mostro. La valle degli orsetti. Amici di Cena Aspettata, finalmente siamo arrivati al traghetto e alla conclusione di questa bella vacanzina. Io con questo bello sfondo, col vulcano, dove abbiamo visto cose meravigliose. Vi invito sempre a iscrivervi al canale qua sotto cliccando sul tasto iscriviti e cliccate anche sulla campanella, così ad ogni video sarete avvisati. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Cena Aspettata vi mando un bacio, tante cose belle, ciao!